Gentili spettatori, benvenuti alla terza giornata del girone A di Serie C2. La Pisana ospita la Nord-Ovest. Sempre ermo sul punto di battuta il pallone per Marcucci, la conclusione, la respinta in angolo di Pettinicchio. Perde palla, attenzione alla ripartenza della Pisana, pallone per Marcucci, la conclusione, il gol! Arriva al 29esimo il vantaggio della Pisana realizzato da Marcucci su assist di Conti. Attenzione, Bertaccini riconquista palla, tu per tu con Filonardi, il tiro, pallone fuori, che occasione per la Nord-Ovest in contropiede, gli ospiti vicinissimi all'1-1, si ricomincia da Barone, pressato da Bertaccini, perde palla, attenzione Bertaccini, la conclusione che sfiora il palo. De Dominicis, Casadio prova il tiro, il gol! Il 2-0 al 25esimo, il capitano trova il raddoppio. Prova a fare tutto da solo, se ne va, attenzione il tiro, il gol! La riapre Costantini al 29esimo, la Nord-Ovest accorcia le distanze. Riconquista palla, attenzione 2 contro 1, De Dominicis, il tiro, il gol, il 3-1, la chiude nuovamente la Pisana, 3-1 al 30esimo minuto della ripresa. Terza vittoria consecutiva, la Pisana resta a punteggio pieno. Ovviamente oggi sapevamo di venire in un campo molto difficile, ovviamente sapevamo di giocare contro la Pisana che è una delle squadre che punta al titolo, quindi comunque siamo venuti consapevoli di disputare un match in fase difensiva. È stata una scelta molto difficile, diciamo che non voglio dire nulla su questo perché è stata una settimana difficile, 2 settimane molto difficili, quindi va bene così, va bene. Ci conosciamo da tanto tempo, quindi sapevamo che era difficile, a parte che chi viene a giocare da noi darà tutto al 100%, ma loro comunque sono organizzati e quindi ci aspettavamo una partita così ostica come è stata. Abbiamo lavorato tantissimo, quindi anche il campo non ci favorisce, ci vuole ancora un po' di tempo per avere la Pisana al 100%, penso novembre-dicembre saremo al top e ancora ci manca i gol di qualcuno che tra poco uscirà fuori. Ci crediamo e dobbiamo continuare andare avanti così. Dopo la vittoria, la terza consecutiva in campionato, la Pisana annuncia anche un nuovo acquisto. Si tratta di Andrea Ciocci che è qui accanto a me, da lunedì sarà a disposizione di mister Campioni. Andrea, cosa vuol dire per te questa nuova esperienza e cosa ti ha convinto ad accettare questa proposta? Ma prima di tutto l'amicizia che ho nei confronti di tutti il gruppo, siamo un gruppo di amici e per me sarà un piacere aggregarmi al loro gruppo con la massima umiltà, dare una mano quando sarà possibile. Stavamo dicendo, questa squadra va benissimo in fase difensiva, solo 2 gol subiti in 3 partite, forse mancava qualcosa in fase offensiva, sei arrivato tu.
Beh, grazie, ma per il momento ho da fare parecchio lavoro e comunque loro sono una gran bella squadra e complimenti a loro per il lavoro fatto fino ad ora, al mister, a tutti i ragazzi, meritano il primato. Cosa ti senti di promettere ai tuoi nuovi tifosi? Ma il massimo impegno come sempre e poi chi mi conosce sa quello che posso dare. Grazie mille ad Andrea, in bocca al lupo a lui per questa nuova esperienza e per oggi è davvero tutto.